Come si stuccava? Lasci stare, la Carrà è la Carrà. Lei ha un fan club, visto che siamo in argomento? Io ho un fan club, ho Facebook, ce l'hai magari io. No, io l'ho detto prima scherzando, grazie invece alle persone che ci seguono, Carlo, perché sono veramente la nostra vitamina, la nostra energia, signora Rosa, ci vogliono bene davvero. Io ho 10.000 amici di Facebook, ne conoscissi uno. No, ma sono loro che conoscono lei e quindi è importante quello. Tu la mattina apri e ricevi tutti i complimenti, le cose carine e ti allinghi il cuore. Che c'è? Ma qui è chi che sono pianoforte? Come qui è chi che sono pianoforte? Questo è un professionista, ma come dove l'ho trovato? Questo è uno dei più bravi tastieristi in circolazione. Ma se paraniamo con la faccia, ma qui è... Per questo non ci posso fare nulla. Ma che l'ario, ma come che l'ario? Ma come si permette? Ma come mi permetto? Noi ci aspettiamo che ci vuole un giovanotto, chi è che per una cacocciola? Ma che sta dicendo? Ma se sta avendo un successo clamoroso con le donne anche. Con le donne? Come sta? Sto bene, è così. Poi cambia discorso, all'improvviso lei lo sa che io purtroppo, devo dirlo, mi agito da morire. Ogni volta che devo fare le puntate d'insieme, adesso poco un po' meno, ma prima mi veniva l'attacco per dire, mi senteva male. Ogni volta che chiamava Carlo Canepa mi ammosciavo tutta. E quindi sì, invece quando non lo chiamavo era bello tiso, sapete? Sempre così è stato, sempre molto... E non saccio picchi, ma mi sento un modo. Allora come sta, signora Rosa? Sto bene, non so da dove cominciare, però sto bene. Cominciamo... No, sa cosa guardo io? Sì. Non tanto gli occhi dei nostri spettatori che la conoscono bene, quanto gli occhi di Silvia che è la prima volta che la vede. Ciao, Gioia. E quindi Silvia ha detto, ma io, abituata con la De Filippi, un ne capitaia stasera. Ma veramente? Tutto bene, finirà bene. Dov'è questa bella bambina? Dove sei, tesoro? Di Parma. È di Parma. Ah, è Pulenduna. Sì, è di Parma. Che vuol dire Polentuna? È del nord. Beh, noi non siamo terroni? Sì. E de Polentona. Come diceva qualcuno, loro sono nordici e noi siamo sudici. Quindi sei bravo, no, che siamo cresciati. No, per la carità, noi siamo straordinari. A me lo dice che io amo il sud bella più di ogni altra ragazza, cosa. Bella ragazza, molto, complimenti. Molto carina. Sì, la vedevo da amici, quella che suonava a pianoforte. È vero, più tardi si esibirà al pianoforte, farà un pezzo piano e voce. Ho sentito le prove, è bravissima. Beh, se no non era a casa. Certo. Scusi, No, vero che lei è brava? Non sono io a doverlo dire. Dai, fregatene, Ci proviamo, dai, facciamo il possibile. Ma Anna, un ne? Ma Anna sta arrivando. Sta arrivando. Lei si faccia gli affari suoi, sta arrivando. Adesso farà il suo ingresso, Anna. No, lei lo sa che ieri fino a tarda sera, perché X Factor si è concluso tardissimo, era lì a Milano. Ah, vero, ha vinto una donna. Ha vinto Natalie, si chiama Natalie, sì. Ma comunque, ha visto che cosa mi sono messo? Che cosa si è messo? Sì, ho visto cosa si è messo. Non so come si chiama, chi sta Catwoman, come si chiama? Catwoman, senta, no? ma perché tra tutti i personaggi possibili che lei poteva scegliere ha scelto non Batman, non Superman, e non ha visto non Uomo Ragno, ma Catwoman? Perché scusa, io se faccio iatto, da fai iatta, no? ho capito, certo. Miau. E allora siamo sempre punti da capo, signora Rosa, nel senso che sono ancora signorino. Ma lei se lo è chiesto perché? Non lo so, ma lei è sposato? Ah no, certo che con la mia posso maredare. La sua fidanzata dice non è vero. Guarda che coraggio! Guardi come se lo accuccia la signorina. Guarda che coraggio, cioè io sei un ente. Ma che vuol dire? Lui ha questo bel capello da poeta, scusi. Sì, da poeta. Questo capello lungo. Pare Morgan, pare. Con Morgan ha duettato Anna, mi pare, qualche sera fa. Lo vedremo il filmato, ce lo abbiamo. Tu sei una cosa grande per me. Continuate? Per far innamorare. Ma che pubblico meraviglioso che abbiamo. Via. Una cosa che non ha avuto mai. Non bene così grande. Bravi, grande pubblico. Lo dico io che il pubblico di Insieme è il migliore in assoluto. Senta, ma ci ha provato, ha fatto qualche tentativo? Lei è la prima volta che viene dopo l'estate. Beh, abbiamo sempre raccontato dell'estate. Sì, il problema. Però io, per me sei come una sorella, lo so. Queste movenze così, tutte così, ce le avevo già da naga. Ho capito.
Quindi si rende conto che non è stato facile per lei trovare... Perché me dava la camomilla per farmi stare fermo, perché facevo sempre così, però non parlavo mai. No. Niente. Niente. Mi annacava, ma non parlava. Invece mia madre si preoccupava, diceva, ma sto caruso come dice? Che si annaca tutto e non mi parla? E poi sai, signora Rosa, passavo il primo anno e io non parlavo e mi annacava. Passavo il secondo anno, non parlavo e mi annacava. Al terzo anno mia madre si preoccupava. Certo. Dice, ma che fare? Che fare con questo caruso? Ma cara povera, dice, sai che faccio? Organizzo una bella festa. Sì. Magari così, magari un piccino si sprona e mi parla. Sì. Signor La Rosa organizzò una festa meravigliosa, invitò tutto il paese, tutta San Giovanni alla Punta, che è il suo paese. Da quando ero di origine, sì. Dalla Naca ero di San Giovanni alla Punta. San Giovanni alla Punta. Ora invece che è più grande che Pagliolo è ad Acireale. Ad Acireale. Ma sempre in Sicilia. Sempre in Sicilia, in provincia di Catania in questo caso. Organizzò sta festa. Perciò per tutta una cosa, tu sai come si fanno le feste per bambini, ammetavo tutti i piccini paesi, i pizzetta, arancini, cicchi zacchi che boom, tutte queste cose qua. A un certo punto arriva la torta, auguri, parrai. Ah sì? Ho parlato! Ah, quindi all'improvviso sua madre ha avuto questa bellissima notizia. Meravigliosa! Al momento della torta, durante la festa, lei ha detto? Zio! Zio. La prima parola che ha detto è stata zio. Zio! Zio. Oh, l'indomani mo su zio. Mamma mia. Cioè lei ha detto, dopo tanto tempo che non parlava, ha detto zio e l'indomani mattina a 24 ore suo zio se n'è andato. Mo su zio! Io appena... Chi era disse? Lasci stare, io appena non parrai più un'altra volta. Disse solo zio, chi non mossa non parrai più. Meno male, voglio dire. Però mi annacava. Ah sì, sempre. E annacchiti, faccio 4 anni. Certo. Sì, mia madre si separava il primo anno che ci faceva la festa, para magari all'anno. Certo. Poi c'è un'altra festa. Sì. Cicchi-zacchi, San Giovanni alla Punta, tutti i piccirilli, auguri. La dotta chi sape chi era con sgriccio? Certo. Auguri. Parrai. Alla seconda festa? Alla seconda festa. Bellissimo, e allora? Bellissimo. E che cosa ha detto? Zio. L'indomani mo su zio. Naucio zio. Li ha decimati tutti. Ma chi la ma chi è? Come può essere sta cosa? Certo, tutti gli zii di casa sua dice me ne vai o meglio. Cioè, non può essere. 2 zii su 2. Non c'hanno senza parlare. Sì. Non c'è festa. Faccio 5 anni, auguri. Paro un'altra volta. Papà. Ah, questa volta ha detto papà, perché di solito i bambini dicono mamma o papà, la prima parola quella è. Quindi zio era già una cosa strana. Lei ma ha detto... non mossime papà. Ah no? Mosso vicini casa. Cosa dobbiamo pensare? Scusi, a questo punto indago. E sua mamma come l'ha presa questa cosa? Non mi feci fare più feste. Esatto, il signor Carlo Canebba si accomodi accanto a Diletta. Meglio. Ma che sta... Scusi, ma che sta guardando? No, pozzo italiano. Ma a chi? A Luccio? Ah, da cacocciola, dai. No, tra l'altro devo dire una cosa, lei ha detto bene, l'ha chiamata come l'ho chiamato? Cacocciola. E a Ramacca cosa fate? Cosa coltivate? Tipico. È un prodotto tipico. È un prodotto tipico di Ramacca, i carciofi a Ramacca sono tipici. Perciò sono mau che andavo da terra. Quindi lei, dicendo una cosa un pochettino particolare e strana, ha detto una cosa giusta, a Ramacca ci sono i carciofi meravigliosi. Ma sei zitto? Sì. Ma cosa vuoi? Ma cose dei pazzi. Signora Rosa non c'è mondo, non c'è mondo. Qui sta. Ciao Gioia, piacere. Lei c'è. Ma non ci sono dubbi, guardi, non ci sono dubbi assolutamente. Ma voleva sapere chi ne copre Novolo? Sì. Ma perché vi pare che Taviano una longa sempre tanto? Sì. Gliel'ho già detto io, guardi. Ah, l'ha detta? Senta chi... Piacere, come stai tesoro? Bene, grazie. La nuova sua accompagnatrice. La mia nuova collaboratrice. Perché Valletta ma non mi animo. No, va bene, ma non c'è problema. Non Valletta, collaboratrice, co-conduttrice, amica, come si chiama? con lei, non c'è problema. Diletta, piacere. Diletta. È simpaticissima. Grazie Gioia, Mamma. Ma non so, sei falsa o no? No, sincera. È falsa, vero? Ma che sta dicendo? No. Diletta, ha fatto... Ma andiamo su, siete fatta a vedere. Dai, va fatta bene. a vedere qua Maro.
Beata bene. natura, beata natura. No, tu, Talia. Beata natura. Vabbè, la cantante la Tutto conosco. vero? Tutto. Della mamma. Ma come che mi minisci un Ma che c'entra? Ma perché?